Un simbolo di appartenenza alla bandiera del Veneto, un vessillo che da circa 1000 anni accompagna la storia di queste terre. Molti l'hanno attaccata, tra di loro Napoleone, nessuno è riuscito ad ammainarla. È nel cuore di chi vive in Veneto e non conosce appartenenza politica. Ettore Beggiato, che la storia della sua terra continua a studiarla, la racconta con passione. La nostra bandiera è qualcosa di più di una bandiera, innanzitutto perché nella nostra bandiera c'è il simbolo del Leone di San Marco ed è un simbolo che segna tutta la vita della nostra terra dall'anno 828, quando il corpo di San Marco viene portato appunto a Venezia, poi diventa bandiera attorno al 1200-1300 e da allora continua a rappresentare la storia, la vita quotidiana di tutti i veneti. Nasce azzurra la bandiera di San Marco, diventa poi rosso tiziano, il colore del vessillo che adesso sventola dai palazzi della regione. È diventata bandiera ufficiale della regione veneta nel 1970, quindi quando nasce la nostra regione, nasce anche la nostra bandiera. Non tutte le regioni, non tutti i popoli si riconoscono su una bandiera. Se io le chiedo qual è la bandiera dell'Emilia Romagna, no, probabilmente non la conoscono neanche gli emiliani. Noi invece veneti abbiamo la fortuna di avere questa bandiera, questo simbolo nei quali tutti ci riconosciamo. Un simbolo di pace la bandiera del Veneto, che alla pace tra i popoli e le genti invita anche nell'iscrizione del Vangelo su cui poggia la zampa del leone. Pax tibi Marce Evangelista meus. La pace sia con te, o Marco, mio evangelista. Forse è l'unica bandiera al mondo nella quale c'è la scritta pace, pax. Ed è interessante sottolineare che è una bandiera che è stata fatta propria da diversi popoli, da diverse genti, perché da Bergamo, o meglio dall'Adda, fino a tutta la Dalmazia, fino a Corfù, fino a Creta, fino a Cipro, ha sempre sventolata come sinonimo di buon governo e di rispetto dei popoli che si riconoscevano in essa.